Buongiorno, per oggi lunedì 15 maggio andiamo a vedere subito le notizie in prima pagina dalla provincia di Venezia, partendo dalla Nuova di Venezia e Mestre. Biennale affitti alle stelle, locali a 1.600 euro a notte. Sono cifre incredibili, appartamenti per turisti a peso d'oro durante i giorni dell'inaugurazione della mostra Architettura, l'allarme del collettivo Ocio. Così è importante incentivare la residenzialità. Ma nella fotonotizia vediamo piazza San Marco con la gente che cammina con gli stivali, marea eccezionale domani, preallertato il Mose, previsti 115 cm, sarà il 50° sollevamento, ma ormai abbiamo visto che il Mose funziona. Affluenza a picco, spoglio dalle 15, San Donà, ipotesi ballottaggio. Si parla molto sui giornali locali delle province, anche delle elezioni. Sapete che sono molti comuni anche in Veneto che vanno alle elezioni. Tra ieri e oggi si è votato, ma l'affluenza è parecchio bassoccia. Vediamo un po' che cosa succederà. Lavoro e stagionalità, contratti a tempo determinato, nuovo record, alzate i salari, si chiede. Un'occhiata la diamo anche al Gazzettino, il Gazzettino che oggi ha notizie di carattere nazionale. Naia volontaria, Meloni apre, la premier l'adunata di Udine, tema che si può affrontare la patria seconda mamma. La russa un addestramento di 40 giorni per partecipare alla vita delle forze armate, e a Giorgia che danno i gradi da generale, lei agisce come noi alpini. Nella fotonotizia c'è la storia, l'autobiografia di Federica, io, i miei genitori e quelle nozze a Las Vegas, notizia che troviamo anche altrove. Grano, stop di Mosca, l'accordo, si rischia un'ondata di migranti. Su invece Corriere della Sera, il Corriere del Veneto il lunedì non esce. Kiev vincerà entro l'anno, Zelensky a Berlino, pronti all'offensiva, ci servono jet, Scholz, Mosca si ritiri, tour diplomatico prima dello scontro decisivo, il Papa, le armi distruggono la speranza. Vedete che anche qui c'è Federica Pellegrini che si racconta, c'è un solo piano di pace, quello ucraino. Insomma, si parla molto di questo, a parte la notizia di Fazio e Letizzetto via dalla Rai e Salvini che dice belli ciao, c'è nella fotonotizia un Djokovic, anche lui che si racconta, il campione serbo mai stato Novax, sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino, e racconta la storia di quando incontrò il lupo. Bene, per le notizie è tutto anche dalla provincia di Venezia, a domani, grazie.